E ora la nostra rubrica TG1 Libri a cura di Angelo Polimeno Bottai. Napoli come una medicina e un libro come un bugiardino per scoprirne effetti e dosaggio. Amedeo Colella, Napoli 2 volte al dì. È una filosofia di vita e quindi assumendo un po' di napoletanità 2 volte al dì, insomma, si vive decisamente meglio. I racconti della cultura partenopea tra sacro e profano, le meraviglie gastronomiche, la città del Vesuvio e di San Gennaro. È un modo tutto suo di affrontare la vita. Dare il giusto peso alle cose, liberarsi dai fardelli inutili, come devo, vivere con leggerezza ma non con superficialità. Nel mondo questa capacità la chiamano capacità di problem solving. Beh, noi a Napoli la chiamiamo una pezza a colore. Un esempio di come si possono affrontare anche le giornate più negative. Il saluto più diffuso del popolo napoletano è a Madonna t'accompagni. Quindi io ho almeno un'amica, ecco, che la Madonna che mi aiuta in ogni momento della giornata. Narrativa italiana. Al primo posto L'orologiaio di Brest di Maurizio De Giovanni. Narrativa straniera. In testa L'ultimo segreto di Dan Brown. Saggistica. Svetta Francesco, il primo italiano di Aldo Cazzullo. Arrivederci a domenica prossima con TG1 Libri. 100 anni fa